Noi abbiamo fatto un po' nostro un vecchio proverbio indiano, no? Questo proverbio indiano sostanzialmente dice che la terra non è qualcosa di nostra proprietà, ma un qualcosa che abbiamo in prestito dai nostri figli. E come tale quindi abbiamo il dovere morale e etico di mantenere l'ambiente, mantenere il terreno, mantenere il clima, mantenere le piante nelle migliori situazioni possibili al fine di conferire poi ai nostri futuri eredi un mondo migliore. Questa idea è nata pensando a quale missione deve avere un'azienda che si propone al mercato come azienda biologica, e molto spesso si tende a strumentalizzare tutto in funzione di logiche commerciali, mentre la filosofia del biologico deve essere una filosofia principalmente rivolta all'ambiente. E come non pensare all'ambiente se non pensando alle generazioni future? Ecco che quindi è nata la volontà e l'idea di riportare i bambini a giocare in vigneto, in un territorio dove ormai si pensa alle aziende vitivinicole come industrie, come qualcosa di staccato invece dalla logica familiare, dal convivio, dalla passione, dalla storia di famiglia. E qui oggi vediamo bambini che giocano, genitori che mangiano e bevono un po' di vino, vediamo la fisarmonica, le canzoni popolari di una volta nel cortile, e credo che questo sia veramente l'anima del nostro territorio, quindi bellissimo rivedere i bambini in vigneto. All'interno dei cortili, ecco, dei cortivi delle case in cui appunto abitavano all'epoca, subito dopo la guerra, 42 persone, quindi gente che abitava nel granaio, ecco, non c'erano tante camere, e quindi la vita sociale si svolgeva appunto d'estate nel cortile e d'inverno nella stalla, perché anche la stalla era un punto di incontro, perché era l'unico, diciamo, a parte le cucine, il punto caldo, ecco, in cui la gente si incontrava, chiacchierava, si narrava le filastrocche. E per i bambini logicamente era questo la socializzazione, ecco, la socializzazione era anche per i bambini all'epoca i momenti belli, la mietitura del grano, ecco, la vendemmia, perché venivano poi dalle altre famiglie, venivano a darti una mano, la manodopera, che era appunto la manodopera gratuita, nel senso che appunto c'è l'obbligo morale di aiutare gli altri, ecco, cosa che stiamo perdendo un po', questa cosa di fare qualcosa per gli altri, ecco, far capire che è importante aiutare anche gli altri, quindi non pensare solo a se stessi, ma quello di preoccuparsi ogni tanto di dedicare del tempo anche agli altri. Allora, noi negli ultimi anni, negli ultimi 30-40 anni, attraverso un percorso graduale che ha iniziato già mio papà negli anni 80, buttando via i vecchi calendari che si trattava sempre a giorni fissi, abbiamo cominciato a studiare il clima, a capire le precipitazioni, capire come si muovono quelli che possono essere gli agenti che danno fastidio sostanzialmente alla produzione della vite e alla produzione dell'uva. Abbiamo iniziato appunto questo percorso che è culminato col biologico, circa 20 anni fa praticamente, ormai fra poco festeggeremo i 15 anni attraverso questo percorso stiamo veramente portando avanti una filosofia che mette insieme biologico, sostenibilità e quella che io chiamo come concetto nuovo anche originalità. Mettere insieme quindi questi concetti, queste filosofie di produzione e fare vini di grande qualità che siano sostenibili. Vino buono, sostenibile, quindi buono, pulito e giusto. Allora, sì, c'è stata una caccia a tesoro ovviamente tra i filari dei vigneti, dove uno dei segnali era un grappolo d'uva passito lasciato appunto come indizio. Il tesoro era un libro che è stato consegnato ad ogni bambino dal titolo L'uomo che piantava gli alberi. È la storia di un uomo che sostanzialmente stravolge le connotazioni naturali di una vallata arida cominciando a piantare degli alberi, e nel corso di 20 anni nasce una foresta di chilometri e ricominciano a insediarsi villaggi, la fauna cambia, ricominciano a scorrere i torrenti, e quindi è un segnale per dire che una persona da sola può cambiare le sorti di un paesaggio laddove si dedica a farlo.